Come consolato di Svezia a Trieste, con competenza al Friuli Venezia Giulia, siamo lieti di inaugurare il volo Stoccolma-Trieste, il volo diretto. I voli diretti ovviamente portano molti vantaggi, non solo per i passeggeri in termini di brevità negli spostamenti, di riduzione dei rischi, dello stress, ma anche e soprattutto di rafforzamento dei legami tra i due territori. E oltremodo importante per le economie locali, in quanto questi collegamenti incrementano le opportunità di scambi, di business, ma anche di turismo. Non meno importante, i voli diretti vanno a ridurre l'impatto ambientale, in quanto riducendo gli scavi intermedi si vanno a diminuire le emissioni per passeggero. E quindi la sostenibilità è un valore molto importante per la Svezia e siamo molto felici che grazie a Ryanair questo oggi accada. A direct flight is important both for tourism and for investments. People from Northern Europe don't want to wait a couple of hours in an airport in the middle of Europe waiting for a connecting flight. So if there is a direct flight, both tourism and investment will increase. The region of Friuli, Venezia, Giulia is beautiful. Both the city of Trieste, the coastal areas, but also the Dolomites and the neighboring country Slovenia. All of them, I think, are attractive for visiting tourists from Northern Europe and from Sweden. But then, of course, also the city of Trieste and the big harbor, the big port, is important for business. So I think this is an opportunity for more investments. Both Sweden and the region of Friuli, Venezia, Giulia are heavy industrialized with a strong engineering tradition. We already have a lot of Swedish companies in the region, but I think the interest will increase with a direct flight connection for more investments. E siamo davvero felici oggi di essere qui all'aeroporto di Trieste per celebrare la partenza, l'avvio di questa nuova rotta Trieste-Stoccolma, ma anche Stoccolma-Trieste naturalmente, una delle nuove 3 rotte Ryanair per la stagione estiva 2025 insieme a Praga e a Lamezia. Un passo in avanti importante, la testimonianza di una crescita dell'aeroporto di Trieste che continua con Ryanair che continua ad investire in questo aeroporto, continua ad investire in questa regione. 200 milioni di dollari di investimenti che equivalgono a 2 aeromobili basati, grazie soprattutto alla collaborazione con l'aeroporto di Trieste e con la regione Friuli Venezia Giulia. La decisione di abolire l'addizionale comunale da parte della regione Friuli Venezia Giulia e del presidente Fedriga è stata la decisione che appunto ha permesso di sbloccare investimenti importanti e che permetterà al Friuli Venezia Giulia di sbloccare tutto il proprio potenziale turistico e non solo. Siamo molto contenti di oggi inauguriamo il collegamento con Stoccolma. Ci saranno tanti svedesi, immaginiamo, che verranno in Friuli Venezia Giulia, ma è anche una meta molto interessante outgoing, quindi di nostri residenti che vanno in Svezia a Stoccolma. L'estate sta andando molto bene, l'aeroporto continua a crescere, Ryanair mette sempre più collegamenti, quindi tutto a gonfie vele fino adesso.